Ok. Comunque, altra partita. Prima mi avevano chiesto il sistema di Londra. Io, onestamente, me la accollo. Mm. Ok, alfiere F4. Poi la mia idea è giocare C3 e 4. C3 e 3. Ora, questo cavallo C6 è molto strano. Non è. È un. Boh, non è sto granché. Qui potrei anche fare C4, però vabbè, andiamo di C3 e andiamo a giocare in questo modo. Ok, cavallo D2. Questo è proprio il sistema di Londra classico, cioè così, questo tipo di sviluppo. Ok, ci siamo? Cavallo F3, cavallo F2, poi spinta in D4. No, che pare il sistema di Londra. No, no, ma guarda che ora te lo rende interessante. Bisogna stare attenti poi all'idea con cavallo H5. Ehm, ma ci sono momenti in cui l'avversario. Vabbè, qui mi ha lasciato un pezzo sotto, però. Ma dai! Ma che divertimento c'è? Appello ai miei avversari di oggi. Concentratevi. Voi dite, ma non mi staranno seguendo? È uno sfottò. Sì, è vero, è uno sfottò. Ehm, Comunque, cavallo 5, ho preso il pezzo. Vabbè, diciamo qui che posso aspettare solo la fine della partita. Eh, Vabbè, io gli cambio tutto. E poi provo a dare matto. Volevo farvi vedere qualcosa di più interessante sul sistema di Londra, perché il sistema di Londra, guardate che è molto sottovalutato a livelli bassi e forse sopravvalutato a livelli alti, però è molto interessante. C'è molta più teoria di quello che sembra. Oggi pezzi gratis, ma infatti. Boh, ma infatti poi. Allora, vi dico una cosa, ma questo vale per tutti, non è per fare il presuntuoso assolutamente. Ehm, Magari alle volte mi vedono il titolo e fanno cazzate. Voi dovete giocare contro i pezzi, non contro l'avversario, cioè contro l'elo, ecco, in questo senso. Però ci può stare che se io vedo GM è chiaro che gioco la partita con un'atmosfera diversa, ok? Con un mindset diverso. Ma qui non vede neanche il titolo, quindi proprio boh. Ma che significa bustato? In che senso? Scusate l'ignoranza. Grande Riccardo, mi sono visto. Ah, grazie Ribaltapezzi. Che bel nome comunque che hai. Grazie. Lo apprezzo molto, queste sono cose che mi fanno tanto piacere. Eh... Ok, arrocco. E poi l'idea è quella di giocare dove C1 e C4. Molto così. Ok. Presa presa. E poi F5. F5. Potrei anche lasciargli il pedone in realtà. E giocare F6. Non lo so. Non lo so, vabbè. Mm. Sì, gioco F6. Diciamo che sto giocando un po' più sciolto perché. Ehm, cioè, ha perso subito. Contro il Monaco che la prima sono durata una trentina di mosse. Grande, mi fa piacere. Ha fatto salire Diallo facendo di fare partite da uno più bravo. In che senso? Ah, ok, ok, ho capito. Mi hai spiegato bustato, grazie Berlin. No, mi fa molto piacere, grazie davvero per questi complimenti. Comunque ve l'ho detto a breve, penso creerò la mia pagina Instagram, insomma, mettere un po' più di contenuti scacchistici e anche mettere un po' qualcosa di live. Ok, ok. Ma in che senso hai fatto due partite contro Magranzini? Cioè, ha fatto tipo una sfida ai follower, dimmi un po'. Ma non è che. Cioè, è bravo, è molto forte, però non dovete avere eccessivo timore. Eh, mm, Non mi sorprende perché comunque poi.
Da quello che ho visto, lui rende meno blitz. Quindi, vabbè, mi cambia i pezzi. Ora gioco torre C1, punto a fare C4 prima o poi, magari con cavallo D2, così cambiano anche una torre. Allora, riscontro i punti. In che senso i punti canali? Spiegatemi queste cose, io non so niente di Twitch, ve l'ho detto, quindi più cose mi spiegate più mi fa piacere. Comunque no, secondo me non è bustato, secondo me proprio ha fatto una cazzata. Ha fatto proprio una cazzata perché non sta giocando male. Cioè io ho visto che ci sono dei punti, tipo questo. Ah. E gli streamer di solito concedono qualcosa. eh, ok, a chi riscatta più punti probabilmente. Ok. Grande Lilo 00 che ti iscrivi e mi rispondi anche di più. Ok, grazie, perfetto. È venuto il canale a 3 minuti. Ah, ok, grazie. Grazie di insegnarmi queste cose, ragazzi. Io ve l'ho detto, in questa cosa sembra un po' ma no, volevo fare dove D2, dove C2. Mouse sleep, questo è proprio mouse sleep. Che dove D2 non ha il minimo senso. Questo è il mio piano. Perché lui suppongo farà 3 per giocare dove B2. Quindi cavallo D2. Poi. Anche se in realtà potrei anche giocare C4. Boh, ho tante scelte. Ok, presa. Perché non prende? Che cosa è impazzito? Ok, C4. Ora lui probabilmente farà D4 che ha senso. Però io prendo, gioco cavallo B3, su torre C8, mangio in D4, ok, su questa. Interessante questa. Però penso che funzioni. Torre per B2, A per B2, torre C, torre B1, presa in C4, torre per B2, C3, torre C2 ed è scacco. Quindi lui poi magari sposta i re, io faccio cavallo E4. Scacco intermedia che va un po' a salvare il culo qua. Allora, ok. Con tutti i segnale solo in diretta ad esempio. Ah, ok. Ah, interessante. Su Tose B1 non c'era dove B7. Prendo in D5 e poi gioco cavallo C4 e mi mangio B2. Hai fatto bene a chiedermi, ma c'è quest'idea. Ok, tipo qui potrei giocare cavallo E4, non penso. No, cavallo B3. Non lo so. Mi dà fastidio il fatto che lui possa. Nel mentre c'è chi ascolta via con me di Paolo Conte. It's wonderful, it's wonderful. Niente, posso giocare cavallo E4 perché poi il cavallo va a incidere. E evita la promozione in B1. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Sì. La partita SMR. Perché perché sto su chess.com? In che senso la promozione in B1?
Sì, perché... Ah, perché se gioca Tove... Lui vuole giocare Tove B1 scacco. Ok, Tove B2 ad esempio. Io prendo qui e ora gioco cavallo C3. In questo senso. E mi avvicino pian piano con te. Comunque perché? Perché... come vi ho detto tante volte, non è il mio canale. Quindi... cioè, con Christian comunque abbiamo fatto una scelta di giocare ora su chess.com, la speedrun. Poi altre sfide sull'ICES. Ora domanda, secondo te come fa a capire... Dipende fare il primo torneo, senza darsi un obiettivo? Però non vedo un torneo contro il Minotto. La preparazione di chi si vince è semplicemente diversa da quella che permette di scalare online. Che domanda? Ora ti rispondo, domanda molto interessante. E... Intanto qui devo decidere un attimo come prendere, vabbè prendo di là. Ehm, Allora, io vi dico questo, gli scacchi in presenza sono sicuramente diversi. E su questo, secondo me, chiunque li abbia provati concorda, dovrebbe concordare. Ehm, Qual è il discorso? Comunque questo finale è vinto anche senza cavallo, tanto per dirvelo. Ehm, Qual è il discorso? Vincere il torneo o pensare, ah, mi siedo per vincere, è diverso. Cioè, non è un pensiero che uno deve fare. È giusto che siate ambiziosi. Assolutamente sì, concordo, l'ambizione è amica del successo, secondo me. Ok, andiamo a fare un'ultima 10 minuti e poi chiudo con una live. Dai, facciamo così. Vediamo se gioca a G3. Vabbè, io contro aperture come G3 vado molto di centro. Qui avrebbe avuto senso C4, C6 non è sto granché. Sviluppo i pezzi. Così, nell'aria. E lui se l'è beccata. Beh, già diciamo che queste prime mosse sono state abbastanza semplici. Donne 3 per provare a dare matto è interessante. Eh, ta 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 ta. Ok, gioco donne 3 perché su torre F1 c'è cavallo per H2. Alfiere per D5, poi do qualche scacco. Sì, penso cavallo per H2 vada bene. O anche alfiere F5, alfiere per D3, potrebbe essere un'idea. Vabbè. Ok. Prendo il pedone, me la ritorno qui. Devo rigiocare dove F1. E poi andrei di... la variante che dicevo prima. Anche se forse no, qui c'è E4. Penso. Presa, presa, no, c'è su E4, presa, presa. E poi cavallo C4. E gli risolve i problemi. Ok. Eh, Esatto, c'era quest'idea. Partita di scacchi preferita a cui ho assistito? Questa è una domanda troppo difficile. Ci devo pensare. Cavallo E3 non la potevo giocare perché c'era la donna in presa. Come idea era forte. Salve a te, Mr. Sarion. Eh, ok, ora io banalmente me ne vado in H6 e minaccio questa.
Dipende che gioca, ma in pratica la posso fare su tutto. Sì, forse si poteva giocare anche prima. Diciamo che questo pacco che lui si è beccato con Alfiere per F2, insomma, abbastanza banale, direi. Direi abbastanza banale. Comunque, grazie a tutti i nuovi follower. E ogni volta mi scordo di menzionarvi. Ok. Direi che qui la partita è finita. Peraltro è triplo questo. Ok. Allora per G2 scacco, lui giocare F2, io me ne ritorno 3. Tanto la donna va a proteggere anche il cavallo. Ok, vabbè, lui ragazzi questo qua è indecente. Mm. Non lo so, qualcosa del genere. Ma insomma qui finita. Il cavallo piovra, ma veramente. Sto cavallo tutto ho preso. Ok. Anche questo comunque è bussato. Cioè, ha giocato malissimo. L'altro con cui ho giocato l'altra volta, cioè era forte. Assolutamente forte. Boh. Che rottura sta partita, ragazzi, troppo semplice. Ok. Vabbè, già questa ha un po' più senso. Poi gioco alfiere 6 e mi arrocco. Qualcosina gliela devo dare, tanto ho tipo, qui dice più 11 come pezzi. Sì, sì, ma non c'è bisogno di mi suggerire le mosse, ragazzi, grazie, apprezzo. Ma infatti sono calati un po' gli spettatori, ho visto, ma secondo me perché appunto questa partita, ragazzi, cioè, che rottura, ci sta. Chiaramente appunto se dovesse andare, se mi dovessero bannare sto account non farò più speedrun, o almeno non credo proprio. Che rottura alle volte. Poi la cosa che rompe è che non abbandonano. Perché non abbandonano? Vilo Diego ti hanno censurato il messaggio. E donna per B2. Ma non lo so se cambio le donne, in realtà sto per tutto finale. Finale, sta per... Finale. Finale per me non è... finale per lui non è finale per me. Vabbè. Cioè, comunque, insomma, capite che... poi non so con chi sto giocando, letteralmente. Mi sta lasciando tutti i pezzi sotto. Visto che le ultime due sono state troppo semplici. Boh, sì. Prima la partita sperando negli errori dell'avversario, solo che non sa che tu fai. Che non sa che tu fai. Che non faccio errori, dico. Sì, però qui ragazzi, cioè. Comunque a 1700, un 1700 su chess.com non fa tutte ste stronzate, insomma. Ho due torri in più, stiamo parlando, due torri in più. Comunque lui è abbandonato. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!